Eder, Mech, Pallister.
Dalla visione del video senza soluzione di continuità e dai due fotogrammi sopra riportati, la donna appare di corporatura esile, con capelli corti. Vestita con un giubbotto apparentemente di tonalità grigia, pantaloni apparentemente di colore grigio ma di tonalità diversa rispetto al giubbino. Scarpe nere ed una borsa di colore nero al fianco sinistro, con la tracolla da destra verso sinistra. Il viso, che sembra essere coperto da una mascherina anti-Covid, di colore nero. Sono, altresì, visibili nelle mani della donna 3 sacchetti di colore chiaro trasparente che, come verrà indicato in seguito, saranno gettate dalla stessa nei cassonetti della raccolta differenziata situati sulla strada di Guardiella. Nei due ingrandimenti successivi, foto numero 1A e 2A, relativi ai fotogrammi numero 1 e numero 2, si vedono più distintamente gli abiti indossati della donna che percorre la via Damiano Chiesa. Gli indumenti indossati della donna appaiono compatibili all'abbigliamento indossato da Liliana Resinovic al momento del ritrovamento del suo cadavere nel parco dell'ex OPP di San Giovanni il 05 gennaio US, abiti evidenziati nei riquadri, relativi alle foto scattate dal personale della polizia scientifica durante l'ispezione cadaverica del 10 gennaio. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.